Tutto pronto per la quarta corsa, un confronto per soggetti di 3 anni. L'1 Gadames OP, 2 Gea degli Dei, 3 Galileo Lux, 4 Giri Black, 5 Gigante, 6 Giovi F, 7 Ghibli dei Greppi, 8 Gioconda Cup. Autostart che ha raccolto i partecipanti con cautela dal 6 Giovi F. Macchina che accelera. Partiti. Giri Black prende l'iniziativa, largo Gigante, poi Gadamesso P con accanto Gea degli Dei, Giri Black in vantaggio, Gigante parcheggia secondo, sbaglia Gea degli Dei e così in terza posizione rimane Gadamesso P, poi ancora numero 2 Gea degli Dei squalificato. 200 metri iniziali passati in 14,6 da Giri Black che riprende in mano, Gigante nella sua scia, poi Gadamesso P avanti a Gioconda Cup, ancora Galileo Lux, quindi Ghibli dei Greppi, alla retroguardia Giovi F31 per i primi 400 metri di corsa, si va sulla curva di sinistra con Giri Black in vantaggio su Gigante, Gadamesso P, poi sempre Gioconda Cup, all'esterno prova a avanzare Galileo Lux, dopo 600 metri in 47,5. Continua a ritmo blando Giri Black in vantaggio, nella sua scia rimane sempre Gigante, al largo muove ora con maggior decisione Gadamesso P che anticipa la risalita da parte di Galileo Lux e si porta sul leader. 1,3 per la metà gara, Giri Black in vantaggio, Gigante nella sua scia, largo Gadamesso P, poi ancora Gioconda Cup, in pariglia c'è Galileo Lux che però per il momento non segue il ritmo, in corda Ghibli dei Greppi e la retroguardia Giovi F. 1,17,8 per i 1000 metri di gara da parte di Giri Black che si mantiene in evidenza, non si fa avvicinare da Gadamesso P, in corda rimane Gigante mentre galoppa, mentre progrediva numero Giovi 6 F. Giovi 14,3 F la retta opposta alle squalificato. tribune, Giri Black in vantaggio in controllo, Gigante nella sua scia, poi ancora Gioconda Cup, di fuori non si avanza, Giri Black ora cambia marcia e prova a staccare da Gigante all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Giri Black in evidenza su Gigante e Gioconda Cup, Giri Black nella finale, stacca per venire a rifinire il tutto in gran semplicità, vince come vuole Giri Black, al secondo posto Gigante, al terzo Gioconda Cup. 29,4 ad arrivare, 1,15,5 ragguaglio cronometrico, il successo di Giri Black. Simone Levakovic che allena e guida per i colori di Benedetta Baroni, successo in percorso di testa della figlia di Aladin F che scatta al comando, non si lascia mai avvicinare da nessuno. Di galoppo sulla prima curva la favorita Gea degli Dei, per cui tutto facile per Giri Black, Simone Levakovic, Benedetta Baroni.